Sì, buongiorno, benvenuti. Con questa conferenza stampa vogliamo rappresentare il lavoro che come gruppo del partito abbiamo fatto, del Partito Democratico abbiamo fatto su un tema che a nostro avviso è cruciale e che riguarda la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Lo facciamo perché partiamo da dei numeri impressionanti che riguardano la nostra regione. Riporto quei pochi dati che siamo riusciti a recuperare online perché la regione del Veneto fa fatica a mettere a disposizione un'analisi dettagliata di quali sono le condizioni di lavoro nella nostra regione. I numeri riguardano, se li riusciamo a vedere, io non- eccoli qua, sono 103 morti sul lavoro nel 2022, nel 2023 sono state 101. Ma ovviamente le morti sul lavoro sono la punta dell'iceberg di questo dramma, perché ci sono stati nel 2022 52.780 infortuni sul lavoro accertati, 69.643 denunce di infortunio nel 2023. E in questi anni stiamo registrando anche un aumento rilevante delle malattie professionali, e cioè dei danni alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori che le attività professionali producono nel corso della vita. 2029 casi accertati nel 2022, 4.633 denunce nel 2023. Partendo da questi dati, ce ne sarebbero molti di più, abbiamo voluto mettere al centro della nostra attenzione proprio la tutela e la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro. Ricordo che la regione del Veneto è una delle poche regioni che non dispone di una legge organica per la salute dei lavoratori. Ci sono pochi articoli in una legge del 2009, della legge numero 3 2009, ma per la verità, visto i numeri che abbiamo rappresentato, che ovviamente riguardano il Veneto, ma non soltanto il Veneto, riteniamo fondamentale ripartire da qui, ripartire dal lavoro come strumento cruciale per ridurre le diseguaglianze. La legge è una legge articolata che ha diversi contenuti, alcuni riguardano la pianificazione delle politiche regionali, proponiamo un intervento più specifico in ambito di formazione che riguardi non soltanto i lavoratori, ma anche, per esempio, le persone in apprendistato, in stage curriculare. Proviamo a mettere in fila un po' di regole per la prevenzione e la vigilanza. Chiediamo un adeguamento degli organici SPISAL, sia in termini numerici, quindi quantitative, ma anche di competenze. E poi ci sono delle norme che prevedono un monitoraggio più dettagliato del fenomeno che, come dicevo all'inizio, invece al momento non c'è. Però di tutti i contenuti che proponiamo in questo progetto di legge vorrei concentrarmi oggi soltanto su tre che mi sembrano quelli più cruciali. Il primo riguarda la gestione degli appalti pubblici. Come sapete, il combinato disposto, diciamo così, delle distorsioni del mercato del lavoro e delle norme che sono state anche recentemente approvate dal governo Meloni hanno reso più fragile il lavoro proprio nei cantieri e in tutti gli appalti che riguardano molto spesso anche enti pubblici. Proponiamo l'introduzione di alcuni principi per aumentare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli appalti pubblici. Il primo criterio che proponiamo è quello di introdurre dei criteri premiali per l'affidamento dei contratti pubblici di competenza regionale per le imprese che investono sulla sicurezza e sulla salute delle lavoratrici e dei lavoratori. Cioè noi chiediamo che la Regione del Veneto ogni volta che bandisce un concorso pubblico per un appalto, una fornitura, un servizio, premi le imprese che si dimostrano virtuose, che garantiscono misure ulteriori rispetto ai limiti di legge, che dimostrino la congruità numerica tra chi lavora e l'oggetto dell'appalto, che propongano una formazione adeguata ai propri lavoratori, che investano sul lavoro delle donne e dei giovani. La seconda proposta, sempre sugli appalti pubblici, riguarda la necessità di introdurre in Regione del Veneto l'introduzione appunto di clausole di risoluzione del contratto nel caso in cui la ditta appaltatrice violi norme specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e chiediamo che questo principio sia esteso a tutti gli enti che attraverso finanziamenti regionali bandiscono degli appalti pubblici. E infine chiediamo che per tutti gli appalti pubblici sia applicato per contratto il contratto collettivo maggiormente attinente all'attività svolta, stipulato da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, fatto salvo ovviamente il caso che ci siano condizioni migliori, e chiediamo anche che in ogni caso
sia applicato un salario minimo, cioè una paga oraria minima di 9 euro all'ora per tutti i contratti stipulati dalla Regione del Veneto, dagli enti strumentali da essa partecipati. Gli altri due punti, diciamo, nuovi che questa proposta di legge prova a introdurre nella legislazione regionale riguardano uno il caporalato e l'altro i lavoratori digitali. Purtroppo le norme contro il caporalato, o meglio i fatti che riguardano questo fenomeno e questo dramma, sono stati oggetto al centro dell'attenzione pubblica nelle ultime settimane a seguito di fatti davvero drammatici. Ora, io credo che al netto del cordoglio che abbiamo dimostrato ed esplicitato tutti in quei drammatici giorni successivi all'assassinio del lavoratore indiano, forse oggi la politica dovrebbe rispondere con dei fatti concreti e quindi proponiamo alcune norme semplici per contrastare in maniera efficace nella nostra regione il fenomeno del caporalato, perché ricordiamo che il Veneto tra le regioni del nord è una delle regioni in cui più di altre il fenomeno del caporalato sembra essere diffuso. Chiediamo che la regione promuova l'adesione alla rete del lavoro agricolo di qualità, che è già prevista dalla legge 116 del 2014 delle imprese agricole del Veneto. Solo poco più del 4% delle imprese agricole regionali in questo momento aderisce a questa rete. Abbiamo visto che in altre regioni dove si è fatto un lavoro di promozione questi numeri si sono alzati di molto. Proponiamo l'istituzione di elenchi di prenotazione telematici per fare incontrare la domanda e l'offerta di lavoro agricolo in modo che avvenga in maniera trasparente dentro percorsi certificati di legalità. E infine proponiamo una serie di interventi che possono, come dire, contribuire a contrastare quei fenomeni che sono strettamente connessi allo sfruttamento lavorativo del caporalato e quindi che riguardano le condizioni di vita dignitose delle persone. Chiediamo alla Regione di impegnarsi per garantire il trasporto sicuro da e per il luogo di lavoro, di stipulare convenzioni con gli enti locali per garantire condizioni abitative e dignitose per le lavoratrici e i lavoratori agricoli. Chiediamo alla Regione del Veneto di investire in servizi di mediazione linguistica e culturale per i lavoratori stranieri impiegati in agricoltura. Chiediamo di riservare un'attenzione particolare alle lavoratrici agricole donne che stanno aumentando e che sono ancora più esposte a fenomeni di sfruttamento. Infine, chiediamo di costruire dei protocolli di legalità con la grande distribuzione in modo da poter presidiare lungo tutta la filiera agroalimentare la tutela appunto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. L'ultima parte della legge è dedicata invece ai cosiddetti riders, cioè ai lavoratori digitali, lavoratori intermediati da piattaforma. Ora qua siamo in una situazione complicata perché non c'è una normativa nazionale di riferimento, non c'è neppure c'è una direttiva approvata dal Parlamento europeo che però ancora non è stata adottata dal nostro paese. Allora chiediamo in questo caso alla Regione del Veneto di essere protagonista di una legislazione di avanguardia. Intanto pensiamo che per i lavoratori intermediati da piattaforma debba essere costruita un percorso di valutazione dei rischi specifici correlati alla professione che svolgono, che attualmente non esiste. Chiediamo che siano elaborate dei percorsi di formazione, anche in questo caso specifici, che riguardino sia i lavoratori digitali ma anche i committenti, quindi in un percorso che coinvolga anche la parte datoriale, perché è chiaro che quel tipo di mansione si presta a dei rischi diversi. Chiediamo che vengano stipulati dei protocolli d'intesa affinché i datori di lavoro siano obbligati ad adottare tutte le misure che possono aumentare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Penso alla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale specifici, alla manutenzione degli cosiddetti strumenti di lavoro, che molto spesso sono i mezzi di trasporto degli stessi rider, a prevedere protocolli di sorveglianza sanitaria per questi lavoratori, a organizzare in maniera strutturale la rappresentanza di questi lavoratori e infine prevedere meccanismi che rendano trasparente il cosiddetto algoritmo, cioè quel meccanismo digitale che molto spesso decide del futuro lavorativo di queste persone. Tutti questi elementi dovrebbero entrare a far parte di una carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori digitali che la Regione del Veneto dovrebbe impegnarsi a
ad approvare e a diffondere in tutti gli enti locali e le istituzioni che insieme alla Regione si trovano a doversi confrontare con questa nuova modalità di lavoro, cercando di superare ovviamente, perlomeno sotto il profilo dei diritti e delle tutele riservate a questi lavoratori, la differenza che sta nei diversi rapporti contrattuali che popolano il mondo del lavoro digitale. Alcuni, sapete, sono lavoratori dipendenti, altri invece lavorano, sono costretti a lavorare come lavoratori autonomi. Quindi si tratta insomma di un complesso di norme molto articolato. Oggi abbiamo parlato solo di alcuni degli aspetti che sono contenuti in questa proposta di legge, perché vorremmo che si facesse un salto da questo punto di vista nella nostra regione. Si parla molto di sicurezza sul lavoro, si fa davvero molto poco. Questo è il contributo che vogliamo dare come gruppo del Partito Democratico. È un tema che riteniamo cruciale, perché attraverso il lavoro può davvero passare può rappresentare l'unica modalità che consente alle persone di emanciparsi sotto il profilo individuale e personale, ma forse anche alla società nel suo complesso di poter incrementare i livelli di coesione sociale. Mi fermo qui, chiedo ai colleghi presenti, Chiara Luisetto, Anna Maria Bigon, Jonathan Montanariello, che ringrazio sia per essere presenti oggi ma anche per il contributo dato nella redazione di questo progetto di legge, se vogliono dire due parole e magari raccontare un pezzo che a me è sfuggito. Chiara, Anna, e vi lascio questo qui perché funziona solo questo. Mi sposto. Brevemente, per ringraziare la capogruppo per il grande lavoro fatto, io credo che questo progetto di legge davvero vada a colmare un vuoto, e cioè rimetta in tutti i sensi al centro il lavoro sicuro. Tra le numerose sfaccettature, tra i numerosi aspetti trattati dal progetto, c'è anche quello della prevenzione alla violenza e alle aggressioni del personale, delle lavoratrici e dei lavoratori dell'area sanità, ad esempio. E quindi il richiedere alla Regione di mettere a disposizione, di farsi protagonista di una serie di misure specifiche per l'eliminazione del rischio che sappiamo esserci per i lavoratori dell'ambito sanitario, di assumersi la responsabilità di monitorare ciò che succede nelle strutture sanitarie e arrivare ad un'attività formativa organica. Questo, assieme a tutto l'ambito del caporalato, la gestione la gestione che questa regione dovrebbe fare di una normativa seria che vada ad incidere su quella che è la vita, i diritti, la tutela dell'esistenza delle persone spesso sfruttate che lavorano in ambito agricolo, sono dei punti estremamente importanti della legge che la capogruppo ha appena illustrato. Crediamo che rimettere al centro il lavoro sicuro sia il primo strumento per una dignità e un riconoscimento chiaro dei diritti delle persone in un ambito di vita quotidiano che rappresenta la maggior parte del tempo delle vite personali e familiari. Anche con la Commissione Legalità, con la quarta commissione, abbiamo deciso di mettere in cima all'agenda il tema del caporalato, proprio perché crediamo che i fatti di cronaca non possano rimanere circoscritti attorno ad un dispiacere collettivo, ad una sensazione mediatica, ma ci deve essere una responsabilità istituzionale nella quale la Regione per prima si assume l'onere e il dovere di dare risposte organiche di sistema. Questa legge va nella direzione di dare risposte di sistema ad un problema e ad un vuoto normativo troppo a lungo persistente. Anna Maria Bigon, vicepresidente della quinta commissione, e poi anche Jonathan Montanariello. Grazie alla capogruppo Vanessa Camani per il lavoro svolto. È un lavoro importante. Noi crediamo che per combattere il caporalato, il lavoro in nero, occorre la legalità, occorre il controllo, occorre la normativa. Viene colmato un vuoto che necessitava da anni questo impegno, e noi come gruppo l'abbiamo quantomeno attenzionato e colmato. Il caporalato non è un fatto solo del Sud Italia, è un fatto anche del Veneto. 230.000 lavoratori in Italia, in parte anche veneti, sono stati oggetto di attenzione. Un'azienda su due, anche in Veneto, comunque ha subito o quantomeno ha ottenuto una sanzione per la violazione della normativa in materia.
per cui credo che riempire questo vuoto sia fondamentale, l'abbiamo fatto, occorre adesso attenzionarlo, applicarlo, occorre che la Regione lo porti avanti, perché dalla legalità nasce ovviamente la prima lotta contro una violenza alle persone che dobbiamo assolutamente vietare. Grazie. Grazie Vanessa. Un ringraziamento doveroso perché è evidente che la nostra capogruppo ha messo al centro del dibattito anche politico del gruppo del Partito Democratico il lavoro, e credo che questo sia un elemento qualificante che noi ci sentiamo, Vanessa, di rivendicare. Ma guardate, molto spesso si parla di lavoro in senso lato, invece quando si parla di lavoro noi crediamo che bisogna entrare nel merito. Bisogna entrare nel merito perché di fronte a delle crisi che avanzano, economiche, sociali, produttive, risulta sempre più evidente che il lavoro, quello di qualità, quello che riconosce i diritti, quello che riconosce anche che i lavoratori sono elemento sì che produce in un'azienda, ma elemento nella società che deve godere dei diritti, vengono messi sempre più in discussione. E guardate, in Veneto la situazione, noi ci sentiamo di dire, senza che nessuno si offenda, che sta anche peggiorando, perché di fronte a un Veneto, e lo vediamo in questi giorni, che perde di competitività con gli altri territori, che perde di attrattività quando si parla di siti produttivi importanti, non ci può essere l'idea del rilancio attraverso il ridimensionamento del costo del lavoro. Il rilancio deve passare attraverso delle politiche economiche, delle politiche industriali che devono essere messe in campo dalla Regione Veneto, serie, che non vedano il rilancio attraverso il costare di meno il valore della produzione. E guardate, c'è un elemento che su questo vede anche una forte complicità anche della nostra regione. Basta pensare con questo governo, quando si parla di appalti al ribasso, quando si parla di preziario che la Regione Veneto mette in campo. Guardate che quando si parla di fare appalti che vanno al ribasso vuol dire che tu vai a recuperare su una delle spese più importanti, che è quella del personale, perché certamente sul materiale non puoi recuperare, ma vai a recuperare sul costo del personale. E noi stiamo vedendo anche da parte dell'istituzione della Regione Veneto, con l'ultimo preziario, una politica che è fatta di tagli quando si parla di appalti al ribasso, e quindi è importante mettere al centro questo dibattito, perché la Regione Veneto, che è una regione fatta di artigiani, di piccola e media impresa, di partite IVA, non può continuare ad andare avanti con la logica che quando qualcosa costa di più si va a erodere quelli che sono costi, diritti e dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, perché non sono queste le politiche economiche che devono rilanciare la nostra regione. Si fa con altri metodi, e non dimenticando che i lavoratori e il lavoro ben pagato e ben retribuito sono segno di civiltà, ma segno anche di produzione, di qualità e eccellenza, che dovremmo magari, Vanessa, evitare che continuino a scappare via per le regioni limitrofe, visto che un giovane su due scappa via dal Veneto per andare in Emilia e in Lombardia. Quindi su questo dovremmo porci un'analisi. È bene che la nostra capogruppo metta al centro del dibattito del gruppo una proposta forte nel mondo del lavoro per tutelare lavoratrici e lavoratori. Grazie. Grazie Jonathan. Io avevo chiesto, ho invitato a partecipare a questa conferenza stampa anche Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, primo perché su questi temi ci confrontiamo costantemente da diversi anni, ma anche perché Erika è stata promotrice di un progetto di legge che riguarda sempre la salute e la sicurezza sul lavoro, che mi piacerebbe che, diciamo, diventasse insieme al nostro una proposta organica, quindi se ha piacere le chiedo di venire a intervenire. Grazie Erika. Grazie Vanessa per l'invito, grazie al Partito Democratico per questa proposta che mette al centro il lavoro, quindi un tema che seguiamo in maniera, diciamo, ormai trasversale nelle forze di minoranza da diverso tempo. Sì, questa proposta di legge, che appunto sarebbe interessante diventasse un unicum insieme alle altre proposte ovviamente sul tema, in sostanza chiede alla Regione, quindi crediamo in un impegno maggiore da parte di questa giunta,
una valutazione obbligatoria circa la costituzione di parte civile nei processi per mancata osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro, ovvero quando avviene purtroppo un incidente grave o mortale sul lavoro, vi è l'obbligatorietà per la giunta regionale di valutare la costituzione di parte civile nel processo. Questo è una cosa che già è in essere grazie proprio a una proposta del Movimento 5 Stelle votata nella scorsa legislatura all'unanimità e che riguardava i processi per mafia, i processi sulle infiltrazioni mafiose in Veneto. Su questo fronte la Regione ha l'obbligo di costituirsi parte civile e quindi anche sulle morti sul lavoro c'è la necessità appunto di valutare la costituzione di parte civile. Crediamo che sia un obbligo, un imperativo, visti i numeri che parlano di un morto ogni 3 giorni, quindi dati ormai veramente fuori controllo, e quindi si auspica insomma che ci sia una presa di coscienza da parte della Regione e da parte del Presidente della Regione, che dal 2018 ci parla di assunzioni SPISL, 60 tecnici della prevenzione nel patto sul lavoro, che non ci sono ancora stati e ancora ad oggi li stiamo aspettando. Bene, grazie. Io ringrazio anche Francesca Zottis e Andrea Zanoni del gruppo del Partito Democratico, che oggi non sono presenti per questioni di sicurezza. Vorrei concludere soltanto facendo appello, insomma, al Presidente Zaia e al Presidente del Consiglio Ciambetti affinché questo progetto di legge non rimanga nelle intenzioni di un pezzo del Consiglio, ma venga calendarizzato prima possibile, venga discusso, che questo argomento sia all'oggetto dell'attenzione del Consiglio regionale. Manca poco più di un anno alla fine della legislatura. Se ci fosse la volontà politica di mettere al centro dell'attenzione del Consiglio regionale del Veneto il tema della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, abbiamo un testo da cui partire. Grazie e arrivederci. Abbiamo chiuso? Bene.